Sta indagando la Digos sugli scontri avvenuti ieri sera in stazione a Padova tra la polizia e gli attivisti pro-Palestina. Circa 400 manifestanti hanno unito le forze a suon di slogan per accedere ai binari, ma il cordone degli agenti del secondo reparto mobile della questura di Padova e Bologna li ha bloccati all'entrata. Da un lato i manifestanti colpiscono con spintoni e aste delle bandiere, dall'altro gli agenti rispondono con i manganelli. Gaza sta bruciando, blocchiamo il porto di Venezia, gridano all'unisono gli attivisti che verso le 20 raggiungono quota 700. Un lungo corteo ha poi percorso Corso del Popolo e una volta arrivato in piazza Mazzini ha invertito il senso di marcia tornando nuovamente in stazione. Abbiamo un dovere, abbiamo una responsabilità, perché sapete da dove siamo noi, si può fare qualcosa e si può fare, e bloccare, e fermare, e metterci contro. Non c'è da scappare, lo si deve fare, fine! Gli attivisti si sono dati appuntamento al porto di Venezia lunedì per una nuova mobilitazione nazionale. Oggi è una giornata che vuole segnare un punto di svolta verso lo sciopero generale del 22 nel quale saremo tutti e tutte, da tutto il Veneto, a bloccare il porto, in particolare il porto di Venezia. Non c'è un altro obiettivo, il porto di Venezia lo bloccheremo sicuramente lunedì 22 ore 9 partendo da Piazzale Giovannacci a Marghera. Per venerdì invece la CGIL nazionale ha indetto una giornata di mobilitazione e sciopero a Padova, il presidio è alle 16 davanti alla prefettura.